Durante la prima visita ortodontica avrò bisogno di raccogliere un po' di dati perché ecco, la mia esperienza guardando già la situazione mi può portare a farmi un'idea, però per avere un'idea precisa e quindi andare a fare un progetto di quello che può essere il cambiamento che dobbiamo realizzare, c'è bisogno di avere vari dati. Quindi questi possono comprendere le radiografie, quindi viene fatta una radiografia panoramica della bocca, un'ortopantomografia, che ci fa vedere la situazione generale di tutti i denti, se c'è presenza di tutti i denti, se ci sono denti inclusi, quindi abbiamo un'idea generale e anche la posizione dell'articolazione temporomandibolare. Poi abbiamo un altro tipo di radiografia che è la teleradiografia e questa ci permette di vedere invece il profilo del paziente, quindi capire qual è il rapporto tra il mascellare superiore e la mandibola. Oltre a questo c'è bisogno di fare anche delle fotografie, quindi sia del volto extraorali che anche delle fotografie intraorali per vedere nel dettaglio quelli che sono i denti e la situazione che c'è in bocca. Poi noi facciamo anche una scansione delle arcate, quindi andiamo a registrare con una telecamera quello che è l'arcata superiore, l'arcata inferiore e il morso per avere anche una simulazione poi della chiusura in digitale. E per quello che è il mio approccio ortodontico facciamo anche delle foto posturali e la registrazione di una pedana stabilometrica. Questo perché dobbiamo capire se le problematiche occlusali stanno portando anche ad un problema di tipo posturale o comunque se possiamo consigliare di lavorare su altri aspetti oltre che quello masticatorio.